Benvenuti intanto. Io mi sono permesso di prendere la parola per primo per darvi il saluto intanto dell'istituzione. Per chi non è di casa qui, questa è la diciamo, Centrorama, la parte didattica dell'azienda ospedaliera US12 che comprende questo edificio anche una parte scientifica, perché qui ha sede anche la Banca degli Occhi cosiddetta, quindi c'è tutta una parte di ricerca che ha una tradizione lunga a Mestre, legata proprio al professor Rama, che era l'oculista di Mestre, storico, e che ha fatto un po' la storia sui trapianti di cornea, quindi è stato poi un motivo di orgoglio per tutta l'azienda e per tutta la sanità veneziana di questo tipo di attività. E siamo orgogliosi anche di avervi nel nostro ospedale, che avete visto insomma, è una struttura che, al di là delle parole che poi si possono stendere sul fatto della realizzazione e sui sistemi di economia che hanno portato alla sua edificazione, è comunque una struttura che ha consentito un cambio totale di marcia della sanità veneziana, ponendola ai posti che le erano consoni per tradizione, come Venezia anche sicuramente, e anche come centro di riferimento di provincia, quindi il ruolo che mi aspettava. La nostra azienda poi, mi piace sottolineare, comprende due ospedali, c'è questo dove siamo ora, l'ospedale dell'Angelo, c'è l'ospedale storico di Venezia, il centro storico Venezia, che anche questa ha una ricchissima storia sanitaria. Sono passati maestri della medicina, mi viene in mente sia di chirurgia, sia di ostetricia che di medicina generale, il professor Apocaro, è stata a scuola ostetrica per molti anni, insomma credo che la sanità veneziana abbia di che essere orgogliosa, insomma, dei medici che ci sono passati e del personale che vi ci lavora. Ecco, questo voleva essere un po' così un segno di benvenuto in questa struttura per chi viene da fuori. Dobbiamo tenerci, sono molte presentazioni, molti relatori, i tempi sono importanti, quindi rotto un pochettino il ghiaccio in attesa che pian pianino anche gli altri arrivino. Saluto e darei la parola ai primi due diciamo autorità tra virgolette, ma comunque colleghi, al dottor Alessandro De Carlo, presidente dell'Ordine dei Psicologi del Veneto, e al dottor Giovanni Leoni, che è il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Venezia, che ringraziamo per aver dato anche gli auspici a questo evento. Quindi lascio a voi la parola di introduzione. Grazie dottor Maggino, un ringraziamento all'Ordine dei Psicologi, al dottor Alessandro Del Carlo, alla dottoressa Laura Dal Corso, perché al vicepresidente Miotti sancisce una joint venture, diciamo, tra l'Ordine dei Psicologi del Veneto e l'Ordine dei Medici della provincia di Venezia, che si ripete in questa giornata che è stata caratterizzata da una segreteria scientifica veramente molto ricca. Per me, che nella vita di tutti quanti i giorni faccio il chirurgo generale e sono stato coinvolto in quelle che possono essere problematiche della sessualità a livello per esempio delle problematiche con lo stomizzato, o a livello per esempio quelli che hanno delle problematiche post interventi sulla chirurgia retale con lesioni nervose, e che quindi si confrontano con quella che è la perdita di quella che possiamo definire l'energia primordiale dell'uomo. Nessuno di noi sarebbe qui se non avessimo come origine questo stimolo incredibile che è la sessualità. Sessualità che nella sua accezione più alta è correlata essenzialmente alla riproduzione della nostra specie, mentre molte volte viene correlata, come sappiamo, con altri miti e leggende dei nostri tempi, ma in realtà è alla base di quella che è la nostra vita sulla Terra.
La perdita della sessualità, il suo danno, si riflette in maniera pesante su quella che è la psiche dell'uomo, con una enorme problematica a livello di depressione, di ansia, di mutilazione, che non è solo di tipo fisico, ma è soprattutto di tipo psicologico. E qui entra naturalmente anche la psicologia del singolo, la psicologia della massa, lo studio di questa parte che vedo raccoglie anche una grande collaborazione per quanto riguarda i medici. Vedo molti medici nel programma e la cosa non mi può fare che piacere di avere questa collaborazione, diciamo, fra medici e psicologi, perché sono due lati che contribuiscono poi alla cura della medesima persona, del medesimo paziente. E naturalmente nei ritmi della vita della corsia ospedaliera dobbiamo avere anche la possibilità di riflettere anche sulle problematiche della psiche e di quella che è la cura anche delle componenti extrafisiche dei pazienti che dopo vengono dimessi e vengono ricondotti alla loro vita tutti i giorni. Io non potrò purtroppo rimanere qui a ascoltare questo congresso, ma per fortuna so che la potente multimedialità dell'ordine psicologi lo renderà possibile e usufruibile anche in rete, e questo l'ho già apprezzato precedentemente, perché devo essere molto banalmente al Congresso Nazionale della Federazione degli Ordini Medici a Roma oggi pomeriggio, il mio primo congresso del Presidente, e non posso mancare. E quindi passo la parola al dottor Alessandro Del Caro, che ringrazio dell'invito. Bene, tanto buongiorno. Io in primis voglio ringraziare voi per essere venuti e anche per essere stati i primi, i più puntuali. Tra l'altro ho temuto io di arrivare in ritardo, ma come indicazioni per un daltonico l'edificio verde non è il massimo, perché non riuscivo a trovarlo. Diceva l'edificio verde, qual è l'edificio verde? Io purtroppo non lo vedo, e quindi alla fine mi hanno proprio indicato col dito, ce l'abbiamo fatta. Ovviamente per l'organizzazione del convegno ringrazio il vicepresidente Oscar Miotti, che molto si è speso, il segretario Laura Dal Corso, anche Giulio Mazzocco, e ringrazio i presenti, i relatori, in primis Giovanni Leoni qui a fianco a me e Antonio Di Gioia, l'amico Antonio che viene dalla Puglia per parlare di questi temi insieme a noi. Cosa dire? Direi che del titolo del convegno evito di entrare nel tema della prima parte, perché ci saranno moltissimi relatori che giustamente ne sanno più di me. La cosa che ritengo fondamentale e per cui ritengo che questo convegno possa essere un passo avanti è quella parte finale del titolo, tra psicologia e medicina. Vedete, noi cerchiamo di fare eventi e in generale di pensare a una progressione delle cose che facciamo, cerchiamo di fare un passo avanti ogni volta, ogni evento è un passo avanti in qualche campo oppure in generale per la nostra professione. Lo è stato il convegno sullo psicologo di base nel territorio, perché è una cosa importante, lo sono stati i 2 convegni sulla comunicazione, perché come sapete ritengo sia fondamentale per noi per passare oggi a comunicare. Questo convegno è quello che più fortemente, finora, mostra come vi sia una possibilità interdisciplinare, multidisciplinare di integrazione col mondo medico, che è quello della sanità tradizionale, la sanità anche comunemente intesa dalle persone. Quindi questo convegno oggi è veramente importante. E poi non si parla di prospettiva psicologica e prospettiva medica, ma si dice tra psicologia e medicina. È notizia fresca, per esempio, non è strettamente su questo tema, ma è notizia freschissima quella dell'ospedale di Treviso, che mette psicologi organicamente per lavorare sulla compliance delle terapie contro i tumori, antitumorali. Oggi come oggi la medicina e la psicologia sono scienze, sono professioni talmente complesse
che c'è bisogno che ciascuna vada più a fondo di quanto non abbiano mai fatto nella storia, la storia della medicina ovviamente almeno dal punto di vista identificabile, più lunga di quella della psicologia, ma devono andare a fondo e quindi devono lavorare insieme, perché se si va a fondo ma non c'è un'integrazione, non c'è una catena, non c'è una rete, andare a fondo da soli significa poi trovarsi isolati nel mezzo di un problema ingestibile, perché oggi gli strumenti per entrare ci sono. La presenza dei medici dà moltissimo piacere anche a me, e mi auguro che questo possa essere il primo di tanti eventi da organizzare insieme. Il rapporto con l'Ordine dei Medici di Venezia, ma anche quello di Padova a livello regionale e nazionale, non credo sia mai stato così ricco, almeno per quella che è anche l'esperienza ordinistica. Io vi dico, secondo me noi oggi possiamo portare come psicologi un contributo importante al concetto di sanità. Non neghiamo che il concetto di sanità fino a oggi è sempre stato, diciamo, definiamolo così, un modo in cui la gente vedeva il medico. Tradotto, sto male, vado all'ospedale, mi curano e, se sono fortunato, esco, possibilmente nelle condizioni in cui ero prima. Ora, qualunque medico sa che la medicina, ma in generale la sanità, è molto di più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di completo benessere psicofisico, lo sappiamo a memoria, quella storia lì, non credo sia composta in maggioranza da psicologi. Direi che la componente medica fa la parte del leone. Però il paradigma che passa molto spesso tra la gente è questo. Ora noi con la migrazione sotto il Ministero di Sanità diventiamo tout court professioni sanitarie, 100%, esattamente come lo sono per l'appunto i medici. Il nostro ruolo nella sanità è ancora tutto da scrivere e, come al solito, non può toccare agli ordini farlo, tocca a noi, a ciascuno di noi, a ciascun professionista. Il nostro ruolo in una sanità veramente innovativa è quello di anche supportare i medici e rinforzare la parte sanitaria non legata semplicemente alla cura, ma legata al prendersi cura delle persone nel momento della malattia, del disagio, del dolore, ma anche nel momento del benessere, nel momento in cui si deve essere curati, ma nel momento anche in cui si debbono seguire delle terapie e comportarsi in modo da guarire. Ricordiamoci che la persona è fondamentale per la sua stessa guarigione. Puoi avere anche il miglior medico del mondo, ma se non prendi le medicine, il medico ci può fare ben poco. Quindi cominciamo da professionisti sanitari, da professione sanitaria, questo percorso di dialogo, di integrazione, ma sapendo che noi come categoria, come psicologi, possiamo portare, siamo in grado di portare qualcosa di molto importante e qualcosa che può contraddistinguere una sanità assolutamente innovativa, assolutamente nuova ed estremamente più efficace. Noi siamo portatori di una possibile estensione del paradigma sanitario, che per ora esiste già, ma è soltanto nella conoscenza di pochi professionisti, di livello più elevato, generalmente medici, ma non della gente. Noi possiamo veramente dare una mano affinché questo paradigma di sanità intesa come prendersi cura del benessere della persona diventi mainstream, diventi di pubblico dominio. Ringrazio il dottor Magino, ringrazio per l'ospitalità in questa bellissima sala, vi auguro un'ottima giornata di lavoro, io ho qualche impegno ma poi torno per sentire le ultime relazioni del mattino e quindi se c'è bisogno vi potete trovare, come al solito siamo sempre a vostra disposizione, tutti i materiali sono sempre disponibili sul sito che vi invito ad andare a vedere, è nuovo, bello tra l'altro. E vi ringrazio di essere qui ancora una volta e vi auguro una buona giornata.